Fanelli, a lei l'intervento prima. Sì, noi adesso abbiamo parlato fino adesso del settore privato. Il settore pubblico ha tutta una sua natura, una sua storia e una sua situazione economica diversa da quella... Voi siete molto critici contro il governo? Assolutamente sì, noi per tantissime altre ragioni, come comparto sicurezza, in particolar modo come Polizia di Stato, con il governo abbiamo, diciamo, un po' il dente avvelenato. Voi vi aspettavate che il governo di centrodestra fosse più, sì. Diciamo, si sperava, aperto alle questioni sulla sicurezza? Che ci fosse un minimo di più di comprensione, invece è stato proprio addirittura peggio del centro di sinistra. No, i tagli maggiori sono stati durante il governo di centrosinistra. I tagli maggiori sono stati durante il governo di centrosinistra. Dopo è logico che, come giustamente i ragionamenti che io condivido perfettamente, ci sono delle economie che possono essere fatte anche nel settore della sicurezza. Certo, bisogna garantire un servizio, però anche il ragionamento che deve esserci per forza carabinieri, polizia, che abbiamo un numero... Più che tagli concludo, più che tagli erano anche provvedimenti giuridici che hanno... Sentiamo Sbriglia, sì. Io ho qualche difficoltà a intervenire perché il nostro settore non è un settore in crisi per i numeri, nel senso che i numeri aumentano. Nell'ambito penitenziario la popolazione detenuta sta impennandosi in termini significativi e logica vorrebbe che di fronte a un problema che emerge, che cresce in maniera sicuramente progressiva, dovrebbero prestarsi tutta una serie di soluzioni per arginare il problema. In realtà non sta succedendo questo. Noi abbiamo le carceri dove mancano i poliziotti penitenziari, mancano i direttori, mancano gli educatori, mancano le sedi sociali, mancano i medici, mancano gli psicologi. Quelli che non mancano sono i detenuti. È vero, c'è forse un ragionamento da farsi, tanti corpi di polizia, tante funzioni che sono duplicate e polverizzate su un vasto numero di soggetti che fanno sicurezza. Bene, ma la risposta è stata di aggiungere degli altri?